Non fare il camionista, lascia perdere, vai a studiare. Questa è una frase che mi sono sentito dire 1000 volte e lo sento ancora oggi quando un ragazzo dice che vuole fare questo lavoro. Se sei un camionista o vuoi diventarlo, seguimi e guarda questo video fino alla fine, perché questo messaggio è anche per te e anche chi continua a scoraggiare chi ha passione. Io questa cosa non riesco a capirla, cioè se un ragazzo giovane vuole fare questo lavoro, lasciateglielo fare. Né io né voi potete dirgli di non fare questo lavoro. La vita è sua e deciderà lui. E lo so, molti hanno avuto brutte esperienze, lo so. Magari lavorano senza passione, si sentono sfruttati o delusi, ma non è un motivo per spegnere l'entusiasmo di chi vuole iniziare. E poi diciamoci la verità, tanti autisti dicono di lasciare perdere, ma spesso lo fanno per convenienza, perché sanno che più giovani entrano più si crea concorrenza. Di conseguenza le aziende potrebbero sfruttare questa cosa per diminuire gli stipendi. E questo lo dico perché ci sono anch'io di mezzo, quindi capisco benissimo quello che voi pensate. Ma non è questa la strada. Quando io volevo prendere la patente del camion andavo a chiedere in giro, quindi da chi è che andavo? Dato che prima di questo lavoro facevo il magazziniere, andavo dagli autisti. E sapete cosa mi dicevano tutti? Ma sei matto? Che vai a fare? È un lavoro di merda, rimani dove sei. È sempre la solita cantilena. Sembra quasi come un copione. Voglio vedere se un camionista va a fare il magazziniere che facevo io, il muratore, il panettiere o qualsiasi altro tipo di lavoro. Nel 99% ritornano tutti in camion e quindi smettiamola di sputare nel piatto dove andiamo a mangiare. Trasmettiamo passione, no frustrazione. E te che stai guardando questo video e vorresti fare il camionista, fallo! Poi i pro e i contro ci sono, ma come in tutti i lavori. Ma se ti piace è il lavoro più bello al mondo. Credimi che io prima di fare il camionista ne ho fatti altri di lavori. Infatti non a caso chi si lamenta di solito è chi ha fatto sempre il camionista, no chi ha fatto altri lavori in precedenza. Chissà come mai. E dico a voi camionisti, se volete salvare il nostro lavoro, dobbiamo fare in modo che un ragazzo quando inizia a fare questo lavoro non si faccia sfruttare. Non diciamogli cazzate, cerchiamo di essere realistici. Spero di esservi stato utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. E lo so già che arriveranno tanti insulti, ma sinceramente me ne frego. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!